Pochi passi lungo la strada, poi il crollo, l'allarme e l'intervento del SUEM. A terra un anziano, a Salgareda, salvato in extremis. Solo uno dei tanti interventi di una giornata che ha visto confermare nella Marca l'aumento allarmante di accessi in pronto soccorso per svenimenti e malori da caldo. Siamo in piena allerta disagio fisico, così come certificato dalla Protezione Civile regionale in queste ore, un'allerta destinata a continuare. Le chiamate al pronto soccorso in generale in questi giorni hanno raggiunto un picco di 600 nella Marca. Nella sola giornata di ieri sono stati effettuati 150 interventi su tutto il territorio della ULSS 2, quindi sul territorio provinciale, 150 interventi per malore, sia in casa che in strada. Siamo circa un 15-20% in più della media, sicuramente una quota di questi è attribuibile all'elevata temperatura. Succede quando il territorio è particolarmente rovente. Da 2 giorni la Marca è la zona più calda del Veneto, con temperature che oggi arrivavano anche a 36 gradi e una percezione, dovuta all'umidità, di quasi 40 gradi. E il dato scientifico non tiene conto della cifra che si potrebbe rilevare stando sotto il sole nel massimo picco di caldo e che farebbe lievitare la temperatura anche di oltre 10 gradi. Troppo per stare fuori, anche se a Treviso qualche temerario oggi sfidava pericolosamente l'AFA sulle panchine dei giardini pubblici o vicino a qualche fontana. Per il resto, una città soprattutto appannaggio di pochi turisti. Intanto, medici e infermieri continuano a essere subissati di chiamate, soprattutto per anziani in difficoltà. Uno perché il centro di termoregolazione di per sé ha già una sua fragilità e perché il paziente anziano spesso ha una sua patologia cardiorespiratoria. Stare in casa nelle ore più calde e idratarsi il più possibile, il duplice mantra che deve essere sempre ribadito. Ma c'è anche chi non può scegliere dove trovarsi. È di questi giorni l'appello della CGIL per chi lavora in capannoni al chiuso e con poca possibilità di refrigerio. Questo è un rischio concreto, cioè non stiamo parlando della sensazione sudo, cioè stiamo parlando di ambienti di lavoro in capannoni, in cui per la tipologia di lavoro molto spesso non c'è il condizionamento, in cui ritroviamo oltre che al tema della temperatura alta, anche un tema dell'umidità. I lavoratori che si trovassero, in difficoltà a fronte delle temperature altissime a rischio di malore, devono essere messi in sicurezza, non possono continuare a lavorare in queste condizioni. Devono essere messe in campo queste azioni, per cui anche qua io invito le aziende a confrontarsi coi rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per trovare le opportune soluzioni. Abbiamo molte esperienze, devono essere fatti